Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sui sistemi di equazioni. Un sistema, quando mettiamo delle equazioni a sistema significa che cerchiamo le soluzioni che hanno in comune. In generale se ho due incognite, ad esempio x e y, per riuscire a trovare i valori devo avere due equazioni. Se avessi tre incognite x, y e z dovrei avere tre equazioni per riuscire a risolvere. Come prima vediamo le equazioni, i sistemi di equazioni lineari in cui ogni equazione è di primo grado. Sono i più facili da risolvere. Quindi l'idea qual è? Allora, poi abbiamo vari metodi, diciamo un metodo che conviene imparare è il metodo di sostituzione, perché funziona più o meno con tutti i sistemi, anche quelli che non sono di primo grado. L'idea qual è? Di isolare una incognita e inserire l'espressione nell'altra equazione. Qua potremo isolare o x o y dalla prima o dalla seconda equazione. Ci conviene isolare lì dove abbiamo il coefficiente più piccolo, 2, per semplicità di calcoli. Quindi, ad esempio, qui isoleremo y dalla seconda equazione. Qua l'ho riscritta, questo meno 2y lo posso portare dall'altra parte, così diventa più 2y, questo meno 9 lo portiamo a sinistra, e qua abbiamo 2y, quindi dobbiamo dividere con 2 e troviamo che y è uguale a questa espressione. Questo l'abbiamo trovato dalla seconda equazione, quindi questo valore dobbiamo inserirlo nella prima, perché dobbiamo utilizzare tutte e due le equazioni. Quindi nella prima equazione al posto di y metto questa espressione 3x più 9 fratto 2. Poi qua, visto che abbiamo un denominatore 2, ci conviene moltiplicare tutto con 2. Ok, poi vado ancora a moltiplicare avanti, a riordinare, insomma, e trovo il valore di x che è meno 1. Però noi dobbiamo risolvere sia x che y, e quindi per trovare y semplicemente uso questa espressione 3x più 9 fratto 2, mettendo x che è meno 1. E questo in generale è il metodo di sostituzione che mi funziona in moltissimi casi. Allora anche ad esempio può essere molto utile nei sistemi sempre di primo grado di tre equazioni con tre incognite. Esprimo una delle incognite in base alle altre due e inserisco in tutte le altre due equazioni, e quindi quelle altre due equazioni poi diventeranno un sistema di due equazioni in due incognite, quindi si ritorna a risolvere questo. Sì, abbiamo anche un altro metodo che è più veloce, però funziona bene se abbiamo le equazioni giuste, che si chiama metodo di riduzione o eliminazione. Allora, in questo metodo noi andiamo a eliminare un'incognita sommando o sottraendo eventualmente le equazioni, come ho fatto qui. Però noi, se ci troviamo questo sistema così, cosa andiamo a sommare? Notiamo che qui abbiamo meno 5y e qui meno 10y, quindi ci conviene moltiplicare la prima equazione con meno 2 in modo da avere qui più 10y. Quindi la prima equazione abbiamo moltiplicato tutta con meno 2, la seconda l'abbiamo ricopiata. Adesso, sommando queste due equazioni, cosa succede? Che 10y più meno 10y vanno via, si eliminano, e qua vado a sommare meno 14x più 3x e meno 11x, e qua vado a sommare questi valori, io trovo meno 11 e qua semplicemente divido con meno 11. Quindi questo metodo è molto veloce, si riesce a trovare subito il valore di una incognita. Per trovare l'altra devo usare o una o le altre equazioni in modo indifferente. Anche questa qui, ad esempio questa qui, prima di aver moltiplicato posso usare 7x meno 5y è uguale a 17, al posto di x metto 1 che abbiamo trovato. E poi qua è un'equazione semplice, si risolve, ok? Allora, comunque, adesso vediamo altri, sì, per i sistemi di primo grado si usa anche la regola di Cramer, però quello è proprio un procedimento molto preciso, fisso, non ha senso metterlo qui nel riassunto, cioè uno deve imparare proprio esattamente tutti i passi per farlo. È molto automatico, non so, io preferisco questi, si vedono tutti i passaggi, invece lì bisogna imparare le regole esattamente come si fa, anche se poi può risultare più veloce.
specialmente con coefficienti molto grandi. Va bene, allora adesso vediamo altri sistemi che non sono di primo grado. Comunque il grado di un sistema, come si vede? Il grado di un'equazione moltiplicato col grado dell'altra equazione. Se queste sono di primo grado 1 per 1 è 1. Anche se abbiamo tre equazioni in tre incognite, è sempre di primo grado. Allora, adesso i sistemi di grado superiore in generale è difficile dare una regola in generale, però si possono vedere alcuni casi dove si riesce a fare, insomma, alcuni casi interessanti. Ad esempio, ci sono i sistemi simmetrici. Perché simmetrico? Perché se guardate x più y è un valore, x per y è un altro valore, però se noi scambiamo x con y è la stessa cosa, perché x più y è uguale a y più x per y è uguale a y per x, quindi i valori di x e y sono tra loro intercambiabili, per cui si chiamano sistemi simmetrici, e questo si considera poi scrivendo le soluzioni. Comunque, qual è l'idea per risolverli? Usare un'equazione ausiliaria. Se noi conosciamo le soluzioni x1 e x2 di un'equazione di secondo grado, qual è l'equazione di cui sono soluzioni? È questa qui, x al quadrato meno la somma delle soluzioni per x più il prodotto delle soluzioni uguale a 0. E quindi si usa questo come equazione ausiliaria, la mettiamo nella lettera t. T al quadrato, attenzione, meno la somma, meno 2, che è la somma t, poi più il prodotto, che è meno 15, uguale a 0. Questo si risolve con la formula per le equazioni di secondo grado. E troviamo due valori per t, meno 3 e 5. Sì, che appunto vale che x più y, cioè meno 3 più 5 è 2, e meno 3 per 5 è meno 15. E quindi abbiamo una soluzione meno 3, 5, l'altra 5, meno 3, perché ho detto che x e y si possono scambiare tra loro. Giusto una nota, questa, sì, allora, sì, anche lì prima, scusate, nei sistemi di primo grado, se sono equazioni di primo grado rappresentano rette, quindi quando noi cerchiamo la soluzione cerchiamo dove si intersecano queste due rette, la soluzione rappresenta quello. Quindi se le due equazioni rappresentano due rette parallele non troveremo alcuna soluzione. E come si vede dalle equazioni? Che troveremo delle cose del tipo 1 uguale a 2, che non è vero. E se invece tutte le due equazioni coincidono, rappresentano la stessa retta, possiamo dire si intersecano dappertutto e qualsiasi valore è soluzione. E quello si vede quando nell'equazione troviamo cose del tipo 0 uguale a 0, 1 uguale a 1, che è vero sempre. Ok, quelle per le equazioni i sistemi di primo grado. Questo sistema qui abbiamo x più y uguale a 2, ok, rappresenta una retta, x per y uguale a una costante, questo rappresenta un'iperbole equilatera con asintoti gli assi x e y, questo avevo già spiegato una volta. Ok, andiamo, allora questo è un sistema simmetrico scritto in modo generico, in modo canonico, che è utile per risolvere altri sistemi. Ad esempio questo, x al quadrato più y al quadrato è 17, x per y è meno 4. Qua qual è l'idea? Questo ci ricorda il quadrato di un binomio. Quindi il quadrato del binomio x più y al quadrato più 2xy più y al quadrato. E quindi questo, x al quadrato più y al quadrato, se noi portiamo questa dall'altra parte, cos'è? X più y al quadrato meno 2xy. E quindi andiamo a sostituire qua. E perché? Perché questo x per y possiamo inserirlo qui. Quindi troviamo x più y al quadrato meno 2 per meno 4 è 17. Poi qua viene più 8 che posso portare dall'altra parte, 17 meno 8 viene 9. E quando arriviamo qua vediamo x più y al quadrato è 9, quindi x più y è 3 o x più y è meno 3. E quest'altra rimane uguale. E qui abbiamo trovato due sistemi simmetrici in forma canonica che risolviamo come abbiamo visto qua. Un'altra idea simile è quando troviamo un sistema tipo questo, x alla terza più y alla terza è uguale a 7, x più y, sì, prima di andare a questo, queste equazioni cosa rappresentano? Questo rappresenta una circonferenza e questo sempre l'iperbole equilatera con gli asintoti sugli assi.
Vabbè, questo invece, vabbè, non rappresenta una conica, perché un'equazione di terzo grado non rappresenta una conica, è un'altra figura. Comunque, x alla terza più y alla terza uguale a 7, x più y uguale a 1. Qua ci viene in mente di usare il cubo di un binomio, x più y alla terza, che ha questa formula. E non solo, possiamo anche pensare in questi due termini intermedi di andare a raccogliere 3xy. 3xy in parentesi x più y. E adesso x alla terza più y alla terza, questo termine lo porto dall'altra parte, trovo x più y alla terza meno 3xy per x più y e vado a sostituire questo al posto, sì, scrivo qua e qua x più y, il valore che abbiamo lo mettiamo qua e lo mettiamo qua. Quindi troviamo 1 meno 3xy uguale a 7. Adesso qui insomma facilmente si riesce a trovare quanto vale xy è meno 2, x più y è 1. Di nuovo un sistema in forma canonica. Ah sì, riguardo a quello che dicevo prima del grado, quindi vabbè, quelli lineari sono tutti di primo grado, questo è un sistema di secondo grado, perché questo è primo grado, secondo grado, 1 per 2 e 2. Qua è secondo, questo è un sistema di quarto grado, che significa che al massimo troveremo 4 soluzioni. Qua vabbè, ne avranno 2 in questo caso, però in generale al massimo 4 soluzioni. Questo è di terzo grado, perché la prima equazione è di terzo grado e la seconda è di primo grado. Poi vediamo, anche questo è un sistema di quarto grado, di secondo grado e secondo grado. E questo però rappresenta proprio tutte e due le equazioni rappresentano delle circonferenze, quindi questa è l'intersezione di due circonferenze e qui c'è un'idea, anche un'idea importante, che noi possiamo semplicemente sottrarre queste due equazioni in modo che va via x al quadrato più y al quadrato, vanno via qua 16x meno 15x meno 3y meno 2y meno 33 meno 30 e troviamo questo. Però dopo aver sottratte, questo non ci basta per risolvere perché è un'equazione che contiene ancora x e y. Allora questa la andiamo a mettere a sistema con una delle due, indifferente quale. E dite, abbiamo ancora un sistema di due incognite, di due equazioni? Sì, però una è diventata di primo grado e qua conviene usare il metodo di sostituzione. Da questa andiamo a esprimere y ad esempio e poi lo inseriamo qua e qua. In questa equazione andiamo a inserire y qua. Qua adesso si va a sviluppare, questa è un'equazione di secondo grado, troveremo due valori x1 e x2 e poi troveremo due valori y1 e y2 proprio da questo, y e x meno 3. Ok, poi insomma queste sono tante idee per dei sistemi, poi magari se ne trovano anche di altri più complicati. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.